Amici e amiche di Sport di Più, buongiorno, ben ritrovati, anzi buon pomeriggio, perché oggi facciamo un collegamento un po' speciale. Oggi è il 2 di giugno, festa per tutti e non festa per lo sport però, perché siamo qui con Stefano Agnesato, delegato provinciale del CONI Verona. Ciao Stefano, buongiorno. Ciao Alberto, buongiorno a tutti. Siamo allo stadio Bentegodi in occasione di Sport Expo, la grande fiera dello sport veronese, e CONI non poteva mancare ovviamente. Assolutamente no, come dici tu è la grande festa dello sport veronese e io devo dire che soprattutto è importante in questi ultimi 2 anni, quella di quest'anno e quella dello scorso anno, perché la pandemia ha portato dei grossi problemi allo sport. Cito soltanto il meno 15% di adesioni che abbiamo avuto in tutta la regione Veneto ad inizio di questa stagione sportiva. Quindi ben venga questa iniziativa, deve essere l'iniziativa veramente di tutto lo sport veronese e non solo, perché dobbiamo tornare a promuovere tutte le discipline sportive per recuperare quei ragazzi che per un motivo o per l'altro hanno smesso. Già. Sport Expo su Verona, ma ci sono altre iniziative per rilanciare lo sport veneto. Una di queste è il 5 di giugno, quindi domenica, la giornata nazionale dello sport. Domenica sarà una grandissima giornata dello sport, intanto è giornata nazionale dello sport istituita dal governo una ventina d'anni fa, adesso onestamente non ricordo esattamente la data, quindi giornata nazionale dello sport. Noi saremo a Soave dove faremo la festa finale con le società sportive che hanno aderito ai Centri CONI. Centri CONI che è un'iniziativa del CONI nazionale e che mira alla multidisciplinarietà. Significa non che i ragazzi devono fare più discipline sportive, ma che facendo la pallavolo imparano anche le abilità di altre discipline sportive in modo da completare la formazione motoria di un atleta. In questo modo diventa più facile affrontare le difficoltà della disciplina che si pratica e magari l'opportunità di diventare anche un campione. Quindi festa dei Centri CONI e poi la tradizionale cerimonia CONI Verona in Festa che facciamo ogni anno in un comune diverso. Sarà una grande giornata di sport e una grande partecipazione perché ad oggi sono 325-330 le adesioni che abbiamo, quindi veramente un numero importante per una cerimonia. E poi ci saranno delle premiazioni particolarmente significative e importanti. Allora, non le anticipiamo perché verranno di fatto svelate, questi nominativi verranno svelati domani in occasione della conferenza stampa che si terrà all'Hard Rock Café qui di Verona. Un nome però già circola, anzi 2 già circolano. Sì, facciamo solo questi 2? Sì, assolutamente okay. Sì. Allora, Valentina Boni, giocatrice straordinaria, una delle più grandi calciatrici dell'ultimo ventennio, sicuramente la più grande, a mio avviso, della regione Veneto, sì, quantomeno. È un'esperienza enorme, grandi vittorie importanti, noi vogliamo premiarla perché lo merita, perché è stata una grande calciatrice ma anche una grande donna, quindi è giusto riconoscere quanto ha fatto. E l'altro? E poi vabbè, abbiamo uno sponsor che è Hard Rock Café, abbiamo istituito il premio Hard Rock Café che quest'anno va a Raffaele della pallavolo. Sì, anche un altro personaggio. Che è un altro personaggio non di poco conto. Quindi 2 nomi però di peso. Di peso, due atleti vincenti, ma soprattutto 2 uomini, un uomo e una donna di alti valori, ed è questo che poi il CONI va a cercare in primis. Ma questo è specificato anche nel regolamento della cerimonia CONI Verona in Festa. Cerchiamo giovani atleti che abbiano anche una formazione, una preparazione scolastica, che vada al di là dello sport, dell'aspetto sportivo in sé per sé. Ci saranno altri nomi importanti di peso. Senti, cambiamo non argomento ma cambiamo ambito. Il CONI Verona è sicuramente tra i più attivi a livello regionale, ma non solo. Un'iniziativa che è stata fatta ultimamente, è stata sviluppata ultimamente, è questo questionario, questa indagine conoscitiva che a breve verrà presentata, dove sono emersi dei numeri e dei dati
su cui c'è da riflettere e c'è da lavorare, ma in modo vero. Ma sono tanti spunti di riflessione che a mio avviso chiunque si occupa di sport dovrebbe fare, anzi dovremmo fare assieme. Dopo dipende sempre anche dalla disponibilità delle persone al confronto e alla collaborazione. Allora, partiamo dall'attività federale. Prima del Covid l'attività federale non cresceva in modo significativo, era sostanzialmente ferma. Allora nel 2019 noi abbiamo presentato un'indagine conoscitiva che riguardava i ragazzi delle scuole elementari e medie che di fatto confermava questa tendenza. Una crescita sì, ma non importante, non significativa, una modesta crescita. Come dicevo prima, il Covid ha fatto registrare in Veneto un meno 15% di adesioni, che non è poco. Che non è poco, qualche società anche chiusa, certo. chiuso per i problemi economici, ma soprattutto dall'indagine conoscitiva che riguarda i genitori viene confermato un altro dato. Oggi cosa ci ha lasciato in eredità il Covid? Tra parentesi non è ancora concluso appieno questa pandemia, però cosa ci lascia in eredità? Un'attività sportiva diversa, faccio sport da solo, dove voglio, quando voglio, con chi voglio, se voglio, e la nascita, usiamo questo termine, di nuove discipline sportive che si stanno affermando. Abbiamo registrato attraverso questa indagine conoscitiva dei genitori che presto andremo finalmente a presentare, viene confermato la tendenza ad andare in palestra, voglio dire, dei ragazzi. E sta emergendo il parkour, stanno emergendo altre discipline sportive che prima non c'erano e quindi bisognerà porre attenzione anche a queste nuove realtà. È un momento di cambio dello sport, come dicevi tu, nuove discipline si affacciano e stanno riscuotendo grande interesse, è un po' una rivincita delle attività virgolette minori. Sì, c'è c'è un ritorno, o perlomeno non un ritorno, c'è una diversificazione della proposta e quindi i ragazzi si dividono nelle varie discipline sportive, per cui ne risentono in positivo, per quel che può essere positivo in questo momento, anche le discipline sportive minori. E questo ci deve far piacere comunque. Certo, assolutamente, e soprattutto deve far riflettere chi magari negli anni ha vissuto quell'onda lunga, no, di attenzione e di pratica, mi viene da pensare le discipline di vertice, di ricambiare un po' anche qualcosa, di rivedere un attimino anche le metodologie di allenamento e di attenzione verso i giovani. Assolutamente, allora facciamo un passo indietro di un anno, quando proprio come CONI Verona, con le federazioni stesse, con gli enti di promozione sportiva, le discipline associate, la scuola, gli assessori allo sport, abbiamo prodotto quell'opuscolo, quel libretto unico del genere in Italia, io dico sempre scritto a 70 mani, perché 70-80 persone hanno dato la loro collaborazione, dove abbiamo messo in risalto il fatto che oggi come oggi uno non vale più uno. Mi spiego, bisogna essere preparati, ma non solo gli allenatori, anche il dirigente, anche noi. Chiunque si occupa di sport deve essere una persona preparata e qualificata, perché dobbiamo gestire nel migliore dei modi i ragazzi, non fare danni. Dobbiamo occuparci anche di un altro aspetto, che è l'aspetto psicopedagogico che abbiamo trascurato finora. Dobbiamo veramente far sentire i ragazzi al centro di un progetto, farli crescere come persone, prima che come atleti. E farli sentire veramente importanti nella misura in cui l'atleta trova nello sport quel momento di crescita a 360 gradi. Certo. Perché è vero che qualcuno può diventare anche campione, ma la stragrande maggioranza fa sport per stare bene, per divertirsi, per stare in compagnia. Assolutamente, se poi pensiamo che i grandi atleti professionisti vanno a dire queste cose, dicono queste cose, cioè, io credo che veramente dovremmo metterci attorno ad un tavolo, come qualcuno ogni tanto mi butta lì, e confrontarci per far sì che lo sport, che i ragazzi possano trovare un ambiente sano.
Senti Stefano, un'altra componente importante in quello che è l'attività del CONI Verona è anche l'appoggio o comunque la sinergia con l'ufficio Sport e Tempo Libero della Curia di Verona. Don Vrec raccoglie un po' il testimone di Don Andrea Giacomelli, ma anche lui sta portando qualcosa di importante nello sport. Certo, Don Gabriele è un vulcano ed è una persona, perché io ho potuto trascorrere con lui una mezza giornata a Desenzano, dove lui svolge il suo ministero, e ho visto che sta facendo un grandissimo lavoro con i giovani. E vorrei allora a questo punto citare il mio inferno, Dante, certo. atleta di speranza. Si parla di cultura e sport. Con Don Gabriele abbiamo approfittato di questa mostra e io non ho fatto niente, ho fatto soltanto il visitatore. Don Gabriele ci ha messo a disposizione una mezza giornata di illustrazione della Divina Commedia della parte dell'inferno, ma paragonata a quello che può essere lo sport. Qualcuno magari mi diceva: ma com'è possibile? Devo dire che chiunque è uscito da quella visita è uscito veramente arricchito e soddisfatto di quanto ha visto, ma anche di quanto ha sentito, perché quanto è emerso può essere benissimo usato anche nello sport. Assolutamente sì. Senti Stefano, si è chiusa questa stagione sportiva 21-22, una stagione sportiva quasi normale. Ci sono state delle limitazioni nei palazzetti dello sport, però alla fine dei campionati ha riportato tutto quasi alla normalità. Un tuo commento su questa stagione per quanto riguarda lo sport veronese? Ma è una stagione di transizione, diciamo, verso, mi auguro, la normalità. I campionati ripartiranno agosto, settembre, ottobre, però speriamo che il prossimo sia veramente un anno completo, senza pensieri, disputato, e siano tutti i campionati disputati come eravamo abituati. È stato un anno interlocutorio, un anno con risultati buoni, se no vanno a finire che svelo ancora no, esatto. cosa succederà esatto. domenica, perché qualche società ha fatto un bel passo avanti. Sì, direi proprio di sì. Senti, da qui a fine anno ovviamente il CONI Verona non starà fermo, ci sono degli step successivi. Hai già detto presentare questa indagine conoscitiva, ma poi qualcos'altro bolle in pentola? Ma stiamo partendo con gli EduCamp, i camp estivi del CONI, anche questo qui è un progetto del CONI nazionale, ci sono già un bel gruppo di società sportive che sono iscritte. Continuiamo con i corsi della scuola regionale dello sport, assolutamente gratuiti e importanti per la formazione e l'aggiornamento di dirigenti e degli allenatori. Ne abbiamo fatto uno recentemente molto partecipato in sede CONI, quindi prosegue l'attività della scuola dello sport del CONI e dopo si arriverà a fine anno con qualche idea nuova che stiamo mettendo in atto. A fine anno, giusto per arrivare a dicembre, cito due momenti importanti: la consegna delle benemerenze sportive, stelle, medaglie e palme che il CONI nazionale assegna, e poi il tradizionale Natale dello sportivo. Anche qua speriamo di tornare nella nostra sede abituale per essere tutti vicini, tutti raccolti, in modo che tutte le 700-800 persone che partecipavano possano essere presenti. Stefano, io ti ringrazio, grazie per la chiacchierata. Andiamo a farci un giro adesso a vedere i bambini che provano lo sport, che è la cosa più bella che ci sia, e ci vediamo prossimamente. Grazie a voi che ci avete seguito, buon 2 giugno e ci vediamo settimana prossima. Buona giornata. Ciao.